Vigilia della festa dei lavoratori funestata da un infortunio mortale. Il 69enne di Fontanelle nel Trevigiano perde la vita a Fiume Veneto, colpito dalla stessa gru che stava manovrando. Il bilancio dei primi 4 mesi dell'anno dei controlli della Guardia di Finanza nei luoghi di lavoro: scoperti 52 lavoratori irregolari o totalmente in nero. Domani Monfalcone ospiterà la manifestazione generale di CGIL e Cisle-Will per il 1° maggio, in 1000 in partenza dalla Marca trevigiana. 6 incidenti in poche ore sul tratto maledetto della 4 hanno mandato in tilt la viabilità interna. Zaia e Federica intervengano, i lavori sono praticamente fermi, dice il sindaco di Cessalto. Maltrattata dal compagno perché andava a ballare in discoteca, divieto di avvicinamento alla casa familiare per il convivente, una 46enne di Montebelluna. Revoca della cittadinanza onoraria Mussolini, la Dem Tocchetto presenta la mozione, parla di strumentalizzazione politica il sindaco Mario Conte. Insegnante d'eccezione in classe al Collegio Pio X, lezione del Vescovo di Treviso Monsignor Tomasi agli studenti delle superiori su economia sostenibile ed etica, poi un giro tra i più piccoli. La cronaca in questa vigilia di 1° maggio, festa del lavoro, ma non c'è davvero nulla da festeggiare perché oggi si registra l'ennesimo infortunio mortale. A perdere la vita a Fiume Veneto un 69enne di Fontanelle. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Fiume Veneto. Un operaio di 69 anni è morto in un cantiere allestito fuori da un allevamento di animali da cortile in via Kennedy 26. La vittima, Ivo Bellotto, residente a Fontanelle, secondo una prima ricostruzione, è stato colpito al capo dalle forche della gru che stava azionando. L'uomo infatti si stava occupando dell'allestimento di alcuni ponteggi in previsione della realizzazione di alcune opere edili. Durante le manovre di scarico del materiale, per cause che sono al vaglio dei carabinieri, dei tecnici dello Spisal intervenuti sul posto per eseguire i rilievi di legge, il gancio della gru lo ha colpito facendolo cadere al suolo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto il 118 con l'elicottero. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'operaio. L'area teatro del sinistro è stata transennata. La tragedia, avvenuta alla vigilia del 1° maggio, festa del lavoro, ha scosso le 2 comunità locali, sia quella di Fiume Veneto che quella trevigiana di Fontanelle, dove Bellotto era molto conosciuto. L'infortunio mortale accaduto oggi, ha detto il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Cantoni, impone ancora una volta una riflessione profonda sul tema della sicurezza sul lavoro. Sarà certamente la magistratura ad accertare i fatti e le dinamiche. La comunità di Fiume Veneto, continua il primo cittadino, si stringe attorno alle persone coinvolte e ai loro familiari in un rispettoso silenzio. E a parlare anche Maurina Sessolo, sindaco di Fontanelle. L'ha raggiunta poco fa al telefono la nostra Francesca Bozza, sindaca, che poco fa ha raggiunto anche i familiari della vittima. Lei è appena stata dai familiari del signor Bellotto a portare le condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità. Sì, sono appena stata e ho parlato con il figlio perché la moglie vuole rimanere in questo momento da sola. Il figlio ovviamente non aveva parole perché è una disgrazia grande che colpisce la famiglia ma appunto l'intera comunità, e ho portato proprio il cordoglio e le condoglianze mie personali, di tutta l'amministrazione e del paese intero. Che persona era il signor Ivo, oltre ad essere un gran lavoratore? Esatto, quello che posso dire io è che era una bella persona, solare, sempre cortese, sempre gentile, con il quale si scambiavano anche volentieri 2 chiacchiere, e poi sicuramente amante della sua famiglia, dei figli, e un grande lavoratore, tanto amante anche proprio del suo lavoro. Questo il dolore e lo shock di una comunità, quella di Fontanelle. Dicevamo, una vigilia di 1° maggio funestata dalle tante problematiche del mondo del lavoro. C'è la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma c'è anche il tema dei lavoratori in nero, delle aziende fuori regola, e i 2 temi sono ovviamente collegati, interconnessi in maniera molto profonda, e ci sono i numeri di una nuova operazione della Guardia di Finanza. 41 posizioni irregolari che sono state oggetto di scoperta, più
di cui 41 sono proprio legate al lavoratore in nero, 11 invece sono legate a posizioni di irregolarità. Posizioni di irregolarità che fanno riferimento alla mancata attivazione della chiamata nel caso di lavori intermittenti, mentre per altri 4 casi la mancata attivazione delle posizioni INPS e INAIL. È il bilancio dei controlli eseguiti dai finanzieri della compagnia di Castelfranco Veneto. È stata accertata per 11 esercizi commerciali che hanno impiegato lavoratori in nero in misura superiore al 10% del totale dei presenti sul luogo di lavoro. È stata irrogata la sanzione della sospensione dell'attività imprenditoriale. Oltre a ciò, per 2 degli esercizi commerciali che sono stati sottoposti a controllo è stata accertata la corresponsione di pagamento con mezzi di pagamento non tracciati, motivo per cui sono state irrogate delle ulteriori sanzioni. Operazione del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle che nei primi 4 mesi del 2024 ha intensificato i controlli volti a riscontrare l'osservanza delle norme sulla tutela del lavoro. Ispezionate diverse attività commerciali operanti soprattutto nel settore della ristorazione, ma i controlli hanno interessato anche un laboratorio tessile in cui è stata rilevata la presenza di un lavoratore sprovvisto di permesso di soggiorno. Interventi che vanno a tutelare non solo la regolare concorrenza tra gli imprenditori per evitare che chi non segue le regole sia avvantaggiato rispetto a chi queste regole le segue e le rispetta, ma anche a tutela del lavoratore, che vede appunto una tutela legata al regolare rapporto di lavoro. E domani saranno 1000 i lavoratori che dalla Marca raggiungeranno per la manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL Monfalcone. Come CGIL, CISL e UIL abbiamo scelto di andare a Monfalcone e di non celebrare come solitamente lo si faceva qua nel capoluogo il 1° maggio, ma di essere presenti alla manifestazione nazionale. Saranno circa 1000 i lavoratori, lavoratrici, delegati di CGIL, CISL e UIL che domani dalla Marca raggiungeranno con i pullman organizzati o con mezzi propri Monfalcone per la manifestazione nazionale in occasione della festa del 1° maggio. Manifestazione che quest'anno in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno parla all'Europa, chiamata a dare risposte in termini di lavoro, pace e giustizia sociale. Il tema Europa noi lo poniamo di fronte a tutti i soggetti che si candidano a gestire il nostro continente per i prossimi anni. E provando a declinare alcune questioni che da tempo abbiamo posto sia a livello nazionale ma anche a livello europeo. Questa giornata diventa un momento per fermarsi e ricordare tutte quelle battaglie che si sono fatte in passato per acquisire quei diritti che vanno difesi oggi più che mai proprio per evitare il rischio di tornare indietro, dice Roberto Toigo, segretario generale della UIL Veneto alla vigilia del 1° maggio. Gli fa eco Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL Belluno Treviso. Dignità e rispetto si costruiscono con un sistema di welfare europeo. Stare assieme è necessario per massimizzare il valore aggiunto e la forza economica di 27 paesi che, se uniti, possono rappresentare una potenza economica mondiale. Nella Marca non ci saranno manifestazioni, ma la CGIL organizzerà diversi eventi come i banchetti per continuare la raccolta firme iniziata il 25 aprile per 4 referendum abrogativi sul lavoro in piazza Mogliano, a Folline e a Cison, mentre a Treviso iniziativa pane e rose con i commercianti. I lavoratori del commercio andranno insieme agli studenti a trovare chi sta lavorando il 1° maggio e ad offrire un fiore, una rosa. La cronaca è stato trovato mentre camminava in via Roma Treviso vicino alla stazione delle Corriere il 15enne scomparso da Villorba ieri nel tardo pomeriggio. Il ragazzino era uscito di casa facendo perdere le proprie tracce. I genitori preoccupati avevano subito allertato i carabinieri della stazione locale. Alle forze dell'ordine che lo hanno individuato, il 15enne ha raccontato di essersi allontanato dopo un litigio con il padre. L'adolescente sta bene ed è stato riaffidato ai genitori. Quindi l'allarme è rientrato. Vi raccontiamo adesso di una giornata davvero campale sul tratto maledetto della A4. Ormai è difficile tenere la conta di tutti gli incidenti che si stanno registrando. Questo è il 6° della giornata, lo possiamo vedere dal gazzettino.it. 6° incidente di oggi in A4, pullman tampona un tir, 10 feriti e una dozzina di contusi. È successo poco prima delle 18:30, quindi la situazione è in evoluzione
conduzione, ma dicevamo una giornata difficilissima, cominciata alle 7, alle 8 del mattino, l'incidente più grave all'altezza di Noventa di Piave verso le 10:30. Resta il tema, il tratto maledetto, i lavori sul tratto maledetto. Dal sindaco di Cessalto arriva un vero e proprio out-out ai governatori Zaia e Federica. I tempi si dilungano, non capiamo neanche i motivi, dovevano partire con le opere complementari dei viadotti e attualmente sono fermi. Questa cosa è estremamente preoccupante, soprattutto verso il periodo estivo. Non c'è più tempo sul tratto maledetto della 4, segnato in poche ore da 5 incidenti che solo per caso qualcuno potrebbe dire miracolo non hanno provocato vittime. I primi 2 verso le 8 tra San Stino e Cessalto, con diversi mezzi pesanti coinvolti, anche un camion che ha perso il carico di carta. Poco dopo le 10 il più grave all'altezza di Noventa di Piave, con un maxi tamponamento tra tir in direzione Trieste. 2 i feriti, sul posto anche l'elicottero di Treviso Emergenza. Imponente la mobilitazione con la chiusura per diverse ore del tratto verso Trieste, pesantissimo l'effetto domino sulla viabilità interna, tra Sandona di Piave e Cessalto, a cavallo tra Veneziano e Marca, il caos, così all'incrocio di Cassagra, dove la polizia locale ha deviato il traffico pesante. Alle 13, quarto incidente a Meolo, con un autista che non si è accorto della coda presegnalata dai pannelli e ha perso delle lastre di marmo. Anche qui tanta paura, ma nessun ferito. Copione simile dopo le 16 tra San Stino e il nodo di Portogruaro, con un ferito lieve, ed è da questo angolo di Veneto orientale, a ridosso con il Friuli, che parte un appello ai governatori Zaia e Federica. Io penso sempre che sia la Regione a dover coordinare questa sviluppo, no? È lei l'ente preposto e lei sono le 2 regioni proprietarie dell'ente gestore, pertanto che siano loro a muoversi verso questo tratto. Ad aggiungersi anche Paolo Bolla, titolare dello storico bar di Cassagra, proprio all'incrocio. È una vita che chiediamo che facciano sia la strada, sia le strade e sia l'autostrada. È l'unico tratto dove i lavori sono fermi, hanno fatto da Sestino in avanti e qua non hanno fatto niente. Diventa un imbuto questa autostrada, diventa un tratto della morte purtroppo. E vi dicevo del sesto incidente che si è registrato poco prima delle 18:30, questo l'autobus di cui vi parlavo, che si è scontrato con un mezzo pesante, quindi 18:30 tra gli svincoli di Sandona di Piave e Cessalto, il tamponamento di un mezzo pesante da parte di un bus di nazionalità straniera. I feriti sono lievi, prima vi ho parlato di una decina di feriti. A bordo del bus 23 passeggeri e 2 autisti. I vigili del fuoco sono arrivati da Motta di Livenza, Sandona di Piave e Treviso con l'autogru. Hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre i passeggeri sono stati assistiti dalle squadre, appunto dal SUEM 118 arrivato sul posto con più ambulanze. Vediamo se riesco a mostrarvi anche qualche altra immagine. Eccola, ovviamente dei vigili del fuoco, ve la sto mostrando praticamente in tempo reale. Ringraziamo come sempre i pompieri perché appunto ci aggiornano costantemente su questo loro impegno, e oggi è stato davvero tanto, perché sono stati 6 gli incidenti di grosse dimensioni che si sono registrati in questo angolo di A4, e c'è una testimonianza che vogliamo condividere con voi, quella di Giacomino Polato, che per 20 anni è stato soccorritore dell'Automobile Club proprio sul tratto maledetto della 4 e che 3 anni fa a Capossile ha perso in un incidente stradale il figlio Valentino di appena 32 anni. Sentite cosa ci ha detto questa mattina proprio nelle vicinanze del terzo incidente di giornata. Tanti dicono tratto maledetto, io non dico tratto maledetto, non voglio dire questa parola nei confronti, è un tratto dove la gente guida come in tanti altri e non è attenta.
c'è la distrazione. Giacomino Polato abita a Romanziol e conosce bene questo tratto di A4 tra Veneto e Friuli. Per 20 anni qui ha lavorato con l'Automobile Club, quando ancora il servizio era centralizzato. Dal suo mezzo per il soccorso stradale, nei decenni, Giacomino ne ha viste di tutti i colori. Prima dei cellulari c'era chi alla guida leggeva i giornali. Poi cosa è successo? Sono arrivate le prime televisioni. Poi ci mancherebbe altro di non vedere la partita mentre si guida il camion, la partita di calcio, importantissima quella. Poi le televisioni, cellulari, tablet e quant'altro. Quindi la gente ormai, invece che guidare, guarda gli uccellini, i passerotti, sono bellissimi da vedere, ma lasciamoli al loro posto e voi rimanete al vostro posto di guida con tutte le cose dovute dal codice della strada. A essere maledette quindi sono anche le distrazioni, come quella che 3 anni fa, era il 9 luglio 2021, forse è stata fatale a suo figlio Valentino, 32 anni appena, dipendente di una ditta di San Biagio di Callalta, l'incidente a Caposile. Mari ha spostato l'autoradio, la frequenza dell'autoradio o il climatizzatore, visto che era a luglio in caldo. Quel secondo che sposti l'occhio, ecco che già succede il patatrac, la distrazione. Purtroppo, mio malgrado, come dicevo sempre, non vorrei mai essere nei panni degli agenti della polizia stradale o carabinieri o chi per essi che andavano a suonare il campanello a casa per avvisare. Purtroppo quella mattina del 9 giugno del 2021, purtroppo alle 8 è successo a me. Dal dolore all'impegno con A Spasso Convale, realtà che raccoglie fondi per i figli delle vittime della strada. Anche Valentino era padre, il suo bimbo oggi ha 7 anni. Da papà, nonno, ex lavoratore del soccorso stradale, Giacomino si rivolge soprattutto ai giovani. Ragazzi, guidate con prudenza, come dicono tanti esperti. Tutti, lo dico in dialetto, tutti se beve la nostra bottiglia di birra o bottiglia di vino, ma uno a settimana si sacrifica, non beve e guida e porta a casa gli altri, tutto là. Non è un sacrificarsi, è un vivere tranquilli e divertirsi. Quindi prudenza, prudenza e prudenza, ragazzi. La vita è una sola, godetevela nel migliore dei modi finché riuscite, perché poi vedete cosa succede. E sulle strade del Veneto, non solo in realtà, resta caldo il tema degli autovelox a cui stiamo dedicando il sondaggio di Ring, gli autovelox non omologati. È stato presentato dai legali dell'Associazione Migliore Tutela un esposto alle più alte cariche istituzionali. Un reato, dice l'associazione, continuare a utilizzarli. Il sindaco Mario Conte è netto anche in qualità di presidente dell'ANCI. Chiediamo al governo di intervenire per evitare che i sindaci si ritrovino denunciati. Rilevare e reprimere, secondo legge, quelle condotte attive o omissive, tutte contrarie a diritto, che verranno del caso ravvisate e ritenute sussistenti. È il contenuto dell'esposto presentato dall'Associazione dei consumatori e delle microimprese Migliore Tutela, guidata dagli avvocati Emanuele Della Palma e Fabio Capraro. Non si placa dunque la polemica scoppiata dopo il caso Treviso, in cui la Cassazione ha giudicato illegittime le sanzioni comminate attraverso l'autovelox lungo la tangenziale. L'omologazione non è autorizzazione e ha invitato pertanto tutte le istituzioni a vigilare affinché la legge venga rispettata. È un richiamo che fa il Presidente della Miglior Tutela affinché le norme di legge vengano rispettate. È giusto che le rispetti il cittadino, è giusto anche che lo rispettino la legge anche gli enti pubblici. Se si continua a utilizzare quegli strumenti, evidentemente si commette un reato. Esposto arrivato sui tavoli delle più alte cariche istituzionali, dalle procure ai sindaci. Queste apparecchiature, che devo dire al giorno d'oggi, prima erano apparecchiature arancioni o blu, addirittura adesso sono un po' confuse con i lampioni lungo la strada, non penso onestamente che possano servire a prevenire. Forse hanno altri scopi che non è quello della prevenzione. Quindi io dico più pattuglie sulla strada e meno apparecchiature elettroniche. Atto che, spiega l'avvocato, è un monito a far rispettare la legge. Tutti gli strumenti di misurazione della velocità devono essere infatti certificati. Più pattuglie e meno autovelox, dunque accusati di essere usati di fatto per fare cassa. Servono i limiti di velocità, serve buon senso e serve il rispetto delle regole. Gli autovelox sono uno strumento deterrente per tenere monitorata la velocità. Oggi tecnicamente manca l'omologazione, ma sono tutti autorizzati. Chiediamo al governo
che venga fatta chiarezza quanto prima per evitare situazioni come quelle che stiamo leggendo in questi giorni, dove addirittura i sindaci, per proteggere la loro comunità, rischiano di trovarsi denunciati. E a proposito di mancato rispetto delle regole, questa mattina la pattuglia del nucleo sicurezza stradale della Polizia Locale di Treviso, all'altezza della rotonda del mercato ortofrutticolo, ha intimato l'ALT a un automobilista, un cittadino di nazionalità nigeriana di 48 anni residente a San Liberale, che non si è però fermato. Ne è seguito un breve inseguimento terminato in via Azzi. L'uomo ha esibito una patente di guida italiana che, a seguito di alcuni approfondimenti da parte del laboratorio analisi documentale, è risultata contraffatta. Identica circostanza si era verificata nel gennaio del 2022, è stato così denunciato e sanzionato. Sempre per la cronaca vi raccontiamo di un episodio di violenza di genere, una donna maltrattata perché andava a ballare in discoteca. Il GIP ha confermato l'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento per un 46enne di Montebelluna ma residente a Treviso. Daniela Sizia. Liti continue fra due conviventi residenti a Treviso fino al 26 aprile, quando l'alterco è terminato, secondo quanto raccontato dalla vittima, una 49enne, in una vera e propria aggressione. L'uomo, 46 anni, l'avrebbe malmenata e spinta a terra, provocandole un taglio al labbro e diverse contusioni. Secondo il compagno, la donna sarebbe uscita più volte in discoteca, rientrando la mattina e lasciando lui e i 3 figli a casa. Nella denuncia presentata contro il compagno, la donna avrebbe anche lamentato le continue vessazioni di natura psicologica. Così il 46enne è finito nei guai. Nelle ore scorse si è svolta l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti per confermare l'allontanamento dalla casa familiare. All'uomo, difeso dall'avvocato Mario Nordio, è stata confermata la misura cautelare aggravata dal non potersi avvicinare alla donna. Chi penserà alle nostre figlie quando lei starà via tutta la notte? È in preda ad una vera e propria crisi di mezza età. Sarebbero state queste le parole del 46enne dopo la decisione del GIP. L'uomo ha a sua volta presentato una querela contro la fidanzata per lesioni. Aveva spinto un pensionato facendolo finire a terra. L'uomo 80enne era morto il giorno dopo il ricovero all'ospedale. Iniziato davanti alla Corte d'Assise di Treviso il processo a carico del vicino di casa, 44 anni, accusato di omicidio preterintenzionale. Un litigio nato per una questione di un parcheggio, poi dalle parole ai fatti l'imputato 44 anni vicino di casa della vittima aveva spinto con violenza Giovanni Gagno, pensionato 80enne, ex commerciante. L'anziano, finito a terra, aveva sbattuto la testa. Ricoverato in ospedale era morto il giorno dopo. Non solo, ma l'aggressore se l'era preso anche con la moglie del pensionato, finita a sua volta a terra e riportando lesioni gravi. I fatti erano venuti il 24 luglio 2020 a Villorba. È accusato di omicidio preterintenzionali e lesioni gravissime aggravate da futili motivi e la minorata difesa. È iniziato il processo a carico dell'uomo. Il legale dell'imputato chiederà di poter accedere alla giustizia riparativa introdotta dalla riforma Cartabia, complementare e non sostitutiva del giudizio. La prossima udienza ci sarà il 17 maggio. Intanto il legale dei 3 figli della vittima ha chiesto un risarcimento economico del danno pari a circa €500.000 complessivamente. L'avvocato della moglie di Gagno si è riservato di farlo nel corso del processo. Rimaniamo sempre a Villorba per la lite tra 2 fratelli gemelli terminata a coltellate. Era accaduto appunto a Villorba la notte del 25 aprile, ve l'abbiamo anche raccontato. L'aggredito sui 50 anni è finito in ospedale con diversi tagli profondi, soprattutto al volto e in varie parti del corpo. Nelle scorse ore l'uomo avrebbe contattato il legale del fratello: l'ho già perdonato, lasciatelo tornare a casa. L'aggressore è stato infatti raggiunto da un'ordinanza di allontanamento dall'abitazione familiare. Il giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti, chiamato alla convalida della misura cautelare dell'allontanamento da casa, ha preso atto e si è riservato la decisione una volta conclusi gli accertamenti da parte dei carabinieri sulla reale volontà del ricoverato. Una situazione, quella dei fratelli, conosciuta anche ai servizi sanitari e sociali di Villorba. Rimaniamo sempre in ambito di sicurezza, ordine pubblico, ma occupiamoci in particolare di minori con la situazione del carcere minorile di Treviso, una questione, un caso che arriva in Parlamento con un'interrogazione che il senatore Dem Andrea Martella ha rivolto al Ministro della Giustizia Nordio.
Ancora una volta ho potuto constatare che seppure siano stati fatti dei lavori dopo la rivolta che aveva portato alla distruzione dell'istituto penale per minori, questi lavori sono stati di un semplice ripristino che non hanno risolto il problema degli spazi, del sovraffollamento e che quindi impediscono quelle attività rieducative, ricreative, sportive di avvio al lavoro che invece sarebbero necessarie. Un'interrogazione al ministro della Giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, sulla situazione degli istituti di pena minorili del Veneto, con un focus specifico su quello di Treviso. Sovraffollamento, spazi inadeguati interni ed esterni sono i principali aspetti che il senatore Dem Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, di recente in visita a Santabona, ha sottolineato rivolgendosi al Guardasigilli. Ho anche chiesto in questa interrogazione al ministro della Giustizia quali siano i tempi certi e reali per il completamento dei lavori dell'istituto di Rovigo e quindi per il trasferimento da Treviso a Rovigo. Naturalmente per il rispetto delle condizioni di chi è detenuto anche dopo quello che è successo negli ultimi giorni al carcere minorile Beccaria di Milano. A Treviso sono ospitati 20 minori quando la capienza prevista è di soli 12 posti e la cronica carenza di personale rende la situazione ancor più critica. Bisognerebbe intervenire non solo per migliorare le condizioni strutturali, ma anche per rafforzare e potenziare la polizia penitenziaria e con la polizia penitenziaria quegli operatori, quei docenti che lavorano nell'ambito della rieducazione. Ritorniamo a Treviso subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta e di nuovo a Treviso, dove tiene banco la questione della revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, conferita nel maggio del 1924. Se ne è parlato anche ieri sera a Ring. Il PD ha depositato la mozione e il sindaco parla di strumentalizzazione politica. Questa è una mozione molto semplice, la possono votare tutti e mette un punto fermo. Togliamo la cittadinanza a un dittatore, non mi vengono altri termini perché se non molto più spregevoli, che effettivamente ha segnato la nostra storia e che sono stati anni bui dove peraltro anche Treviso ha avuto dei martiri. La mozione è stata depositata e la Dem Antonella Tocchetto la presenta a Ring. Sullo sfondo le celebrazioni del 25 aprile con il sindaco Mario Conte che aveva definito Treviso città antifascista. Ora, dice Tocchetto, bisogna andare fino in fondo. L'intervento che ha fatto il sindaco Mario Conte, che è molto lontano da me, quel 25 aprile, voi l'avete riportato, è stato un intervento di grandissima apertura, iniziando e chiudendo dicendo che Treviso è sempre stata antifascista, lo sarà sempre e lo sarà nel futuro. Insomma, il PD va in pressing con il primo cittadino che però parla di una strumentalizzazione. La discuteremo volentieri nel prossimo Consiglio Comunale. La domanda che mi sorge spontanea è come mai il Partito Democratico, che ha guidato per 5 anni questa città, non ha mai pensato di togliere la cittadinanza onoraria a Mussolini. Evidentemente non credono nemmeno loro nell'importanza di questo gesto, che è meramente una provocazione politica. Io credo che l'antifascismo, che ribadisco e confermo, si dimostra nei fatti, non tanto sulle iniziative o sulle emozioni legate alla cittadinanza onoraria che risale a decenni fa. A Ring, intanto, l'esito del sondaggio ha rivelato come oltre il 90% dei partecipanti sia contrario alla proposta. Il dibattito politico però resta aperto. La mozione arriverà prima in commissione, poi in Consiglio. Torniamo ai temi del lavoro in questa vigilia di 1° maggio contrassegnata dalla morte di un 69enne di Fontanelle a Fiume Veneto mentre stava lavorando. Le tematiche del lavoro sono tante, a volte si intrecciano anche con le questioni che riguardano l'assistenza, la salute, la sanità. Questa mattina c'erano anche tanti trevigiani al presidio della CGIL dedicato agli OS, agli operatori socio-sanitari.
Mentre il 20 luglio scadranno le graduatorie per 253 posti di operatore sociosanitario, nelle ULSS del Veneto complessivamente finora è stato contattato solo il 40% degli idonei, 1677 su 4197. Anzi, nelle ULSS 2, 5, 6, 7 e 9, dice la CGIL, meno del 30%. Assumere subito è la richiesta che una delegazione della funzione pubblica della CGIL del Veneto ha portato assieme a un presidio in Campo Santomà a Palazzo Balbi, all'assessore alla sanità Lanzarin. Si è detto per 2 anni dopo il Covid che le persone non volevano più fare i concorsi, che non si trovavano le figure degli infermieri, dei medici, degli operatori sociosanitari. In questo caso abbiamo 4.000 operatori sociosanitari che hanno fatto il concorso, ne sono stati chiamati un 30%, nonostante un fabbisogno elevatissimo anche nelle aziende ULSS della nostra regione, e quindi abbiamo chiesto sostanzialmente 2 cose: di assumere queste persone e soprattutto di prorogare la graduatoria che scade a luglio. Perché si assume con questa lentezza? Noi sappiamo che stiamo parlando di un settore che è pesantemente sotto organico. Sì, c'è sempre un po' il solito un po' alibi, un po' verità, che è quello del tetto di spesa del personale, cioè le aziende, noi in Veneto spendiamo 3 miliardi e 100 milioni per il personale sanitario e quindi c'è sempre questo vincolo che frena un po' le assunzioni. Diciamo che è un po' vero, un po' no, nel senso che ancora spazi assunzionali li abbiamo e quindi noi abbiamo chiesto di sfruttarli tutti per assumere questo tipo di personale. La situazione non è uguale in tutto il Veneto. Nell'ULSS 1 e nell'azienda ospedaliera universitaria di Verona è stato chiamato oltre il 90% degli idonei in graduatoria. Altrove invece si patiscono carenze di organico. Fabio De Plano lavora a Treviso. Noi siamo 683 idonei e ad oggi ne sono stati chiamati solo 215 sull'ULSS 2 di Treviso. Tanti colleghi mollano perché non ce la si fa più a livello sia fisico che psicologico. Irene Pistolato è di Mestre ed è in attesa. Mancano pochi numeri, stiamo aspettando la chiamata che è molto a rilento, anche se c'è una grandissima richiesta di operatori, infermieri e medici. Un gruppo di studenti degli istituti superiori del Collegio Vescovile Pio X ha assistito oggi alla Lectio Magistralis sull'economia sostenibile tenuta per loro da un professore davvero d'eccezione, il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. I giovani di seconda superiore dell'Istituto Tecnico in Amministrazione, Finanza e Marketing e del Liceo Linguistico e Indirizzo Giuridico Economico hanno potuto dialogare di economia con il vescovo perché uno scambio sia etico, ha spiegato Monsignor Tomasi, deve essere reciproco e non condizionato. Solo così può avere un valore sociale. Durante la mattinata il vescovo, accompagnato dalla coordinatrice generale Laura Catella e dai responsabili dei diversi ordini della scuola, ha anche visitato alcune classi intrattenendosi con i bambini dell'infanzia e delle elementari. Così dunque a Treviso. E noi adesso andiamo a Belluno. In primo piano per il bellunese la mobilità, i temi della mobilità, c'è un importante aggiornamento, è stata riaperta oggi al traffico la strada statale 51 di Alemagna in corrispondenza della frazione di Castellavazzo. La statale era stata oggetto di un intervento per la ricostruzione della cavalcaferrovia. L'intervento originariamente comprendeva solo la costruzione di 2 sottopassi pedonali, l'adeguamento di parte del margine stradale e il ripristino del cavalcaferrovia di Castellavazzo, ma è stato poi successivamente ampliato. Il lavoro fa parte del piano straordinario di potenziamento della viabilità di accesso a Cortina con un investimento di risorse ANAS per circa 22 milioni di euro, di cui 4 milioni e 300 mila per questo intervento che appunto vi abbiamo mostrato. La cronaca amministrativa ci porta in comune a Belluno, a Palazzo Rosso, per parlare dei conti comunali, conti che dividono parecchio maggioranza e opposizione. Bilancio del Comune di Belluno, l'amministrazione in carica presenta i numeri con soddisfazione, diverso il punto di vista dell'opposizione. È un bilancio, un rendiconto molto buono, molto positivo, abbiamo un avanzo di amministrazione di oltre 3 milioni di euro che verrà subito messo a disposizione in quanto
votato il bilancio di consuntivo, andremo a votare una variazione di bilancio molto sostanziosa di oltre 2.440.000 euro da mettere subito a terra, con lavori e anche con benefici che rivedremo già lungo quest'anno, lungo 2024. Presentato il bilancio del Comune, l'opposizione come lo giudica? Negativamente, soprattutto per due poste che sono inserite. La prima, che è quella che ci preoccupa di più, riguarda il trasferimento di 150.000 euro sportivamente Belluno per distruggere sostanzialmente la vasca Tuffi. Il secondo elemento che non ci convince riguarda la ristrutturazione, diciamo, delle gabelli nuove, insomma le gabelli al parco, per spostare lì il comando di polizia locale. Dai conti presentati emerge un'importante possibilità di spesa, ma anche su questa la minoranza ha una visione diametralmente opposta. Abbiamo messo a disposizione quasi 600.000 euro per quanto riguarda le asfaltature, abbiamo rimpinguato il PNRR per alcuni lavori che altrimenti non sarebbero finiti, tipo l'auditorium, tipo le scuole, che purtroppo avevano problemi per il discorso dell'aumento dei prezzi dei materiali di poter essere terminate, e perciò credo che queste sono le due, diciamo, cose importanti. L'avanzo complessivamente è altissimo, perché parliamo di oltre 17 milioni di euro, ma di questo avanzo abbiamo oltre 8 milioni di euro bloccati per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Un fondo che si è incrementato di ben 2 milioni negli ultimi 2 anni, ciò vale a dire che vi è stato un rallentamento nell'attività di riscossione da parte del Comune. Sceglie Lattebus, che è una delle principali aziende, realtà produttive della provincia di Belluno, il vescovo di Belluno Feltre, per ricordare il 1° maggio. Vi raccontiamo la visita. Il lavoro è la storia di ciascuno di voi, è la storia di ciascuno, ha un volto il lavoro. Tutte le volte che il lavoro dimentica che è fatto di volti e quindi di storie di famiglie, di amicizie, di ambienti, appunto l'ambiente stesso del lavoro, di comunità. Il creatore stesso è un lavoratore, è raccontato in quel racconto così simbolico, certo, ha i tratti di un mito, ma dice, penso, una verità vera, che anche tutto questo scenario che noi abitiamo, l'ambiente, il creato, insomma, è frutto del lavoro del creatore. Parla in mezzo a 150.000 forme di formaggio il vescovo di Belluno e Feltre, un luogo scelto per il 1° maggio perché rappresenta un'eccellenza produttiva bellunese, perché lavora sul territorio con operatori che vivono nel territorio e che salvaguardano il territorio stesso. Mi pare che sia significativo che il 1° maggio non è una festa che abbiamo calcolato o che abbiamo proposto, è una festa che è venuta, penso, dall'esigenza davvero così, l'esigenza dei lavoratori, e di riconoscere che il lavoro deve continuamente rigenerarsi nella dignità che esso stesso esprime. Un 1° maggio anticipato con un mazzo di fiori dedicato ai tanti, troppi lavoratori che perdono la vita nel luogo dove prestano servizio, in un 2024 iniziato perfino peggio di come è finito il 2023, in Italia, in Veneto, in provincia di Belluno. Un vescovo che a chi dedica ai prodotti caseari la propria vita ricorda come lo avesse fatto anche lui per 3 mesi a 19 anni nella sua Crespano del Grappa. Sono stati 3 mesi impegnativi e quindi sì, mi sono misurato con il peso del latte, questi vasi che arrivavano al mattino presto e alla sera, dopo la mungitura evidentemente. E poi con la vendita anche del formaggio mi sono trovato implicato in questa avventura che vedo qui adesso così cresciuta e così significativa. Vi do un aggiornamento, è uscita una nota relativa ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione della cabina di regia di Milano Cortina 2026, durante la quale è stato illustrato lo stato dell'arte delle opere per i Giochi Olimpici e Paralimpici. Nella riunione, coordinata dal Ministro delle Infrastrutture Salvini e dal Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi, è stata aggiornata la situazione infrastrutture. In particolare si legge
legge in una nota, procede regolarmente anche la pista Eugenio Monti, quindi anche la riqualificazione della pista Eugenio Monti che ospiterà le gare di bob skeleton e slittino. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha informato i presenti dei commenti positivi del CIO per i consistenti progressi e il cambio di passo dei lavori. Questo l'aggiornamento uscito 7 minuti fa e sono in grado, vediamo se riesco, di mostrarvi anche queste immagini, un attimo solo relative all'incidente, al sesto incidente di giornata, se possiamo vederle, grazie, queste immagini che sono relative al sesto incidente di giornata. Vediamole, eccole, sulla 4, siamo appunto tra San Stino di Livenza e Cessalto. Quello è il pullman, lo vedete che che ha tamponato un camion. Su questo pullman di nazionalità straniera viaggiavano 23 passeggeri, ci sono una decina di feriti, però per l'appunto sono fortunatamente tutti feriti lievi. Queste dunque le immagini in tempo reale che ci arrivano da Cessalto. Ed è tutto per questa edizione. Buon 1° maggio, vi lascio al meteo. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. 1° maggio con tempo instabile, torna infatti la pioggia portata da una perturbazione atlantica. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto inizialmente avremo qualche parentesi asciutta, poi col passare delle ore nuvolosità in aumento, rovesci dal pomeriggio un po' ovunque, anche intensi. Temperature in lieve calo, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 20 e 23 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso al mattino più sole, poi dalle ore pomeridiane molte nubi e precipitazioni via via più diffuse. Temperature minime sui 13-14 gradi, massime intorno ai 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancheranno tratti soleggiati, poi graduale aumento della probabilità di precipitazioni. Temperature minime sugli 11-12 gradi, massime intorno ai 24. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.